Siamo in compagnia di Simone Gonza, allenatore del Telea Medical Sandrigo. Un buonissimo primo tempo da parte vostra, poi nel secondo tempo è emersa la BDL Mini Motor Correggio, però primi 25 minuti secondo me molto positivi da parte della vostra squadra. È la sua visione? Ma sicuramente il primo tempo era stato pensato così e siamo riusciti a farlo bene. Non abbiamo sbagliato due punizioni di prima che potevano avere un corso migliore. Poi abbiamo i nostri problemi e il secondo tempo li abbiamo pagati grosso. Dobbiamo lavorare, dobbiamo cambiare la mentalità, se no non andiamo da nessuna parte. Siamo qui per crescere, però siamo qui per giocare e dobbiamo giocare. Ecco Simone, diciamo che però questa è stata la prima partita dove avete subito uno scarto superiore ai 2 gol, perché nelle prime 4 giornate avete conquistato un pareggio a Modena, avete rischiato di fermare le prime 3 della classifica giocando buone partite, arrivando a sfiorare una clamorosa rimonta anche in quel di Scandiano. Che squadra siete? Siamo una squadra che paga troppo gli errori, nel senso che noi sbagliamo e prendiamo gol e non riusciamo a sfruttare gli errori delle squadre avversarie, per cui il gioco ce l'abbiamo, abbiamo sempre questi piccoli problemi sugli errori. Gli errori li paghiamo grosso, purtroppo dobbiamo lavorare sugli errori e sull'aiuto dell'errore, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Siamo qui per crescere e per far crescere i ragazzi, per cui avanti sempre e si continua così, a lavorare. Ecco Simone, quanto è importante per una società come il Sandrigo avere una seconda squadra in Serie A2 come serbatoio per la prima formazione che, ricordiamo, milita nel campionato di Serie A1 e nell'ultima giornata ha anche conquistato la vittoria in quel di Breganza? Sì, abbiamo accettato di fare questa A2 soprattutto per il futuro, nel senso lo scopo di quest'anno è di rimanere in A2 per poter pescare ancora addirittura dagli anni 17 che abbiamo adesso, per cui riuscire a tenere queste A2 per la società è importante, è uno sforzo enorme che fa la società, non lo nascondiamo, però per la società e soprattutto per il futuro può essere una soluzione che può far crescere questa società un passo in più, avere questa mentalità giusta ed avere una A2 che è sfruttabile soprattutto per i giovani in su. Grazie a Simone Gonza, in bocca al lupo al Telea Medical Sandrigo per il proseguimento della stagione. Buona fortuna e grazie a voi.